Buongiorno, bentrovati in diretta su Telefriuli, questo appuntamento con A Voi la Linea, che apriamo parlando di vaccini perché è partita questa mattina la questura di Pordenone e anche la profilassi anti-Covid per le forze dell'ordine del Friuli Venezia Giulia. Il primo a essere stato vaccinato è l'agente più giovane della squadra volante. Alta l'adesione tra il personale della Polizia di Stato in Friuli Occidentale, adesione che ha toccato l'81%. Sentiamo il questore Marco Dorisio. Marco Dorisio, questore di Pordenone. Oggi parte proprio a Pordenone la prima vaccinazione tra le forze dell'ordine. Sì, oggi parte la campagna di vaccinazione per le forze dell'ordine. Il mio ringraziamento va alla Regione Friuli Venezia Giulia, all'assessore Riccardo Riccardi e all'azienda sanitaria Friuli Occidentale, l'ASFO, quindi al direttore dottor Polimeni. Garantire la salute significa garantire la precondizione per i nostri operatori di polizia affinché possano salvaguardare se stessi, quindi salvaguardare anche i propri cari ed essere, in grado di poter poi salvaguardare la collettività e le comunità per le quali prestiamo il nostro servizio. E sono veramente contento, anche un po' commosso, perché, ripeto, spesso e volentieri operatori della polizia stradale piuttosto che delle volanti negli interventi quotidiani non sempre possono rispettare il distanziamento, devono magari inertizzare una persona in stato di alterazione, devono rincorrere, devono soccorrere. Era una sorta di immanenza che sentivo, proprio di preoccupazione, ma in termini positivi, di garantire loro la salvaguardia. L'altro aspetto importante che voglio sottolineare è che in tutto questo anno di pandemia del comparto volanti nessun operatore si è contagiato, di prova che hanno saputo preservare se stessi per preservare la collettività. L'altro aspetto importante che desidero sottolineare è che la campagna di vaccinazione per quanto riguarda la Polizia di Stato, ecco, qui a Pordenone la facciamo attraverso il nostro ufficio sanitario provinciale, un presidio appunto sanitario della Polizia di Stato. Vaccineremo non solo i poliziotti ma anche, laddove sarà necessario, vigili del fuoco, la prefettura, proprio significando che si tratta di ulteriori presidi sanitari sul territorio in affiancamento a quelli delle ASL, proprio per concorrere e fare sistema in quella che adesso è una fase di una vaccinazione di massa per poter uscire quanto prima da questa pandemia. Qual è stata l'adesione e da chi siete partiti? Per quanto riguarda l'adesione abbiamo avuto un numero elevato, l'81% ha aderito delle poliziotte e poliziotti nell'ambito degli uffici della provincia di Pordenone, quindi non solo questura ma anche le specialità come la stradale, la polizia postale e la polizia ferroviaria. Quindi siamo partiti e sicuramente arriveremo, ripeto, adesso già con questa prima fase nel divenire anche ad una copertura più capillare possibile. Per quanto riguarda l'articolazione della vaccinazione, quanto durerà e che tipo di vaccini utilizzerete? Sì, in questa prima fase, secondo le direttive appunto del Ministero della Salute e quindi anche in base alla regia della Regione Friuli Venezia Giulia, quindi sono stati forniti i vaccini AstraZeneca, sicuramente efficaci, riservati ad una fascia ricompresa tra i 18 e i 55 anni, gli under 55, che dà già una buona copertura dopo la prima inoculazione, 76%, 82% dopo la seconda, e una copertura comunque al 100% dall'infezione, quindi si evitano ospedalizzazioni laddove lo si prenda sicuramente in forma lieve o asintomatica. Per quanto riguarda le vaccinazioni, quante ne farete al giorno? L'ufficio sanitario, cominciamo questa mattina, sono 50 al giorno dalle 9 alle 19 fino a venerdì, poi calendarizzeremo anche altre eventuali somministrazioni. Ci tengo a sottolineare come questa mattina, ecco, i primi due a essere vaccinati sono stati l'agente più giovane delle nostre volanti, un 24enne, l'agente rifugio arrivato appena un anno fa, e il dirigente delle volanti, appunto a voler sottolineare, come dicevamo prima, ripeto, l'eccellenza e soprattutto la situazione in cui quotidianamente i nostri operatori, ma tutti gli operatori delle forze dell'ordine, senza voler escludere nessuno, si trovano, ripeto, nel svolgere questo servizio inteso veramente nell'accezione più nobile del verbo servire, cioè come disponibilità e aiuto verso il prossimo. E mentre si parla di vaccini resta alta la preoccupazione per le varianti del Covid-19 che si stanno diffondendo in tutto il mondo. Di questo, ma anche dell'efficacia del vaccino AstraZeneca che è in somministrazione anche in regione, abbiamo parlato con l'infettivologo Massimo Crapis. Allora sentiamo Daniele Micheluzzi.
Siamo in compagnia del dottor Massimo Crapis, responsabile delle malattie infettive dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale. In questi giorni il tema varianti sta interessando l'opinione pubblica. Di che cosa ci dobbiamo preoccupare? Quali sono le varianti che sono in circolo e che effetto possono avere sui vaccini? Tra l'altro oggi abbiamo visto sono partiti anche per le forze dell'ordine. Sì, si fa un gran parlare di varianti in questo periodo, in realtà probabilmente anche un po' troppo, nel senso che si sa che i virus mutano e che quindi possono avere delle variazioni. 3 sono le grandi varianti che sono state identificate, quella inglese, quella brasiliana, quella sudafricana. Quello che vanno a determinare è una lieve modifica della proteina S, questa proteina spike che serve per internalizzare il virus all'interno delle cellule, cioè per entrare sostanzialmente, e fa sì che in particolare quella inglese il virus sia più facilmente adattabile all'ingresso della cellula e quindi aumenta la contagiosità. Per fortuna in questo momento non ci sono evidenze che i vaccini non vadano a coprire anche questa variante. I vaccini vanno a codificare per quella proteina S proprio. Ovviamente la proteina S, diciamo, in questi casi ha delle variazioni molto piccole che al momento non vanno ad inficiare l'efficacia del vaccino, per fortuna. Quindi diciamo attenzione sicuramente, allerta sicuramente, ma non diciamo preoccupazione eccessiva. Ci deve essere un interesse particolare per quanto riguarda i bambini, le fasce giovani che abbiamo visto non essere state molto interessate in queste ondate, però forse queste varianti li attaccano un po' più facilmente o no? Diciamo che probabilmente abbiamo fatto meno diagnosi nei bambini e nei giovani perché molto più paucisintomatiche. Adesso abbiamo fatto più diagnosi anche perché abbiamo avuto più numeri, cioè questa variante ha fatto sì che ci siano più contagi e quindi più contagi vuol dire anche più diagnosi, però comunque non sono aumentati i casi gravi, diciamo così, in percentuale, perché quello bisogna andare a vedere nelle diverse categorie delle fasce di età. Queste varianti sono anche responsabili però di questa seconda ondata, cioè dei numeri molto più alti? Sì, esatto, questo sicuramente, perché aumentando di più la circolazione aumenta l'incidenza e quindi chiaramente le percentuali, pur rimanendo le stesse, i numeri assoluti aumentano. Ecco, un'ultima battuta per quanto riguarda il vaccino AstraZeneca, abbiamo visto fino ai 55 anni, però forse anche un allungamento fino ai 65. Tra i 55 e i 65 anni è bene farlo, si può stare tranquilli, meglio attendere, meglio il Pfizer, il Moderna, ecco un po' sui tipi di vaccino. Sì, l'AIFA stesso sta decidendo se portarlo a 65 e di fatto anche qui è stata esaltata forse una ridotta efficacia di questa tipologia di vaccino, questo dell'AstraZeneca, che ha un'efficacia da studio di 62%, in realtà in vivo si è visto che l'efficacia è anche più alta, arriva addirittura all'86% dopo la seconda dose, quindi in realtà tutta questa insicurezza nei confronti di questa tipologia di vaccino non è giustificata. Certo che avendo 3 tipi di vaccini utilizziamo quello un po' meno efficace per le categorie meno a rischio, chiaramente, quindi mi sembra una cosa assolutamente sensata. Grazie al dottor Crapis, è tutto, a voi la linea. Grazie. Grazie Daniele Micheluz, noi ora andiamo da Paola Treppo perché oggi, mercoledì delle Ceneri, inizia la Quaresima ed è tradizione cucinare la ringa e siamo andati in un locale tipico del centro di Udine per vedere come viene cucinata appunto questa pietanza. Da Ivan Trinco, titolare dell'Osteria Alle Volte. Sì, eccoci, siamo all'Osteria Alle Volte con Claudio Trinco che la gestisce da tantissimi anni, un'osteria storica del centro di Udine dove oggi, come in tanti altri locali del Friuli, si cucina un piatto particolare della tradizione legata a una ricorrenza religiosa. Claudio. Sì, è il mercoledì delle Ceneri, in cui si ricorda praticamente religiosamente che con l'evento, diciamo, del primo giorno della Quaresima, praticamente succedeva che la religione dice che cenere eri e ceneri tornerai, per cui questo simbolico, diciamo, data della ceneri sul capo, che di solito lo fanno in chiesa, è questa ricorrenza ed è praticamente per ricordare quello che siamo, diciamo. Siamo di passaggio, quindi la cenere rappresenta, insomma, il ritorno alla terra sostanzialmente dopo il passaggio per la religione cristiana ad un'altra vita. E c'è anche un piatto particolare, lo vediamo proprio qui davanti. Sì, esatto, siccome è il primo giorno di Quaresima è anche un giorno in cui la religione dice di mangiare di magro. Di magro significa mangiare la ringa, è uno dei piatti praticamente tradizionali che si consuma in questa ricorrenza.
ed è un pesce, diciamo, fa parte del pesce azzurro del Mare del Nord, che viene affumicato e poi c'è una lavorazione particolare perché bisogna prima metterlo a mollo nel latte in modo che si addolcisca perché è molto salato. Alla fine verrà cotto, chi lo cucina bollito, chi lo cucina magari fritto e poi viene diciamo, aggiunto la cipolla, una versione classica, oppure i ratti, che sarebbe il ramolaccio italiano, una rapa praticamente che viene usata appunto per questo periodo. Oppure ci sono tante altre alternative come ad esempio con gli agrumi, con prezzemolo, capperi e altre cose così. Con la clientela c'è, ricerca, chiede questo tipo tipico di piatto proprio oggi? Sì, beh, chiaro, essendo una tradizione radicata proprio nel mondo friulano, è un giorno che addirittura la gente si trova in compagnia e vanno a degustare questo piatto in quasi la maggior parte delle trattorie diciamo friulane, e addirittura le banche locali chiudono perché è una mezza festa. Infatti anche poco fa abbiamo parlato con alcuni negozianti della zona del centro di Udine che ci hanno detto che oggi la circolazione, diciamo, dei pedoni, i clienti sono diminuiti, c'è meno shopping proprio perché c'è questa festa che porta le persone a rimanere a casa, in particolare gli istituti bancari, mentre voi avete avuto anche magari delle prenotazioni dal giorno prima per questo tipo di piatto? Sì, diciamo che le prenotazioni ci sono già da qualche giorno prima, perché chiaramente essendo un giorno unico dove si può degustare la ringa è chiaro che c'è una certa attesa. Benissimo, allora un buon piatto tradizionale in questa festa che chiude il carnevale e apre alla Quaresima, quindi si stoppano i piatti molto grassi, le frittelle, i crostoli, insomma, e si comincia a digiunare come vuole la tradizione cristiana, quindi ci si prepara una sorta di depurazione. Grazie a Claudio Trinco per la sua disponibilità qui all'Osteria alle Volte nel centro di Udine. Ti restituisco la linea. Grazie Paola, torniamo tra poco con la seconda parte di A voi la linea. È un quadro economico drammatico che non tiene conto, oltretutto, dell'ultimo ulteriore stop alla montagna. Il terziario è profondamente in crisi, ovviamente a causa della pandemia, e oggi la categoria ha fatto il punto promuovendo l'operato della Regione, chiedendo serietà al governo. Il presidente regionale di Confcommercio ha chiesto lockdown per gli esperti che con le loro affermazioni creano confusione e panico. Lo studio dice che il mondo non è più uguale dopo il Covid e soprattutto il commercio terziario è in ginocchio. Questa è una situazione drammatica e anche la fiducia sembra essere scomparsa, cosa che stava tornando a salire negli ultimi anni. È vero, la fiducia era tornata a salire dopo l'estate, purtroppo alla fine del 2020 abbiamo registrato un brusco rallentamento del clima di fiducia non soltanto in Friuli Venezia Giulia ma anche nel resto del Paese. Il tessuto delle imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia però reagisce meglio per quanto possibile rispetto a quanto sta avvenendo in Italia. Questo è anche frutto di un certo carattere del territorio che in qualche modo sta venendo fuori in questo momento gravissimo. Il Friuli Venezia Giulia ha perso 3 miliardi di consumi solamente nel 2020 e purtroppo ci apprestiamo ad una perdita anche sul fronte occupazionale e anche di numero di imprese che saranno un vero e proprio shock per l'economia del territorio. Presidente, Format Research ha fornito una fotografia che elogia quanto fatto dalla Regione ma presenta un quadro drammatico per le aziende del terziario, alberghi e ristoranti, ma questa è una cosa che oramai è una certezza di questo momento drammatico. Sì, è un quadro a doppia lettura. Da un lato è indubbio che il ruolo della Regione è stato un ruolo significativo, importante e proattivo. Dall'altro lato la situazione cambia ogni 24 ore
perché questo che sono dati di alcuni giorni fa, dopo anche quello che è accaduto sull'economia della montagna, capiamo che il sentiment, la fiducia degli operatori è sempre più messa alla dura prova. Prima cosa ci aspettiamo che tutti gli esperti stiano un po' zitti, questo è il vero lockdown che dovrebbe essere fatto. Seconda, che ci sia un governo che unisce il problema sanitario, importantissimo, al problema economico. Ieri ero in prefettura per il problema dei pubblici esercizi ed evidenziavo che non è mai successo nell'ambito dell'economia moderna che gli imprenditori protestassero non contro qualcosa ma per poter lavorare, questo è significativo. In questo senso gli operatori chiedono regole ferree ma non chiusure e soprattutto o ristori adeguati se devono esserci le chiusure oppure non l'elemosina, questo è un altro aspetto. Certo, non si può continuare a giocare chiudendo un giorno sì un giorno no, senza preavvisi, senza programmazioni, promettendo dei ristori che poi non sono mai arrivati nella misura importante come queste chiusure avrebbero meritato. Ma il tema è quanta gente rimarrà in strada, perché poi quelli che già non hanno aperto l'altro anno, non aprono quest'anno, possono licenziare e di conseguenza avremo veramente un problema sociale. Cosa fare? La Regione è con noi, ci sta dando una mano, ma non basta, qua ci vuole il governo, bisogna mettere in sicurezza tutti i pagamenti di chi non ha potuto aprire per quasi un anno, devono essere posticipati di 18 mesi, per cui uno apre l'attività, non deve pagare nulla a nessuno, con gli incassi si mantiene la forza lavoro e si prende coraggio per poi rispettare i pagamenti fra un anno e mezzo. Se non si dà una dilazione di 18 mesi avremo una crisi senza precedenti. Format Research attesta un gradimento alto per gli interventi della Giunta Fedriga, però dall'altro lato bisogna fare presto e bisogna fare subito. Beh, allora parto con il sondaggio fatto dalla Format Research. Non vi nascondo che insomma fa piacere vedere che nei mesi sta aumentando l'indice di gradimento da parte della popolazione, sia per quanto riguarda la capacità di gestire la fase pandemica, quindi problemi sanitari e di salute, sia per quanto riguarda, ed è di mia competenza, la parte relativa all'economia. Sì, bisogna fare presto e bisogna fare subito. Purtroppo sta pandemia come dire, non sta finendo, le imprese sono in fortissima difficoltà, marzo è dietro le porte e quindi significa il blocco dei licenziamenti, c'è un fortissimo rischio per migliaia e migliaia di lavoratori della nostra regione e diverse decine, centinaia di imprese della nostra regione. E noi come Regione Friuli Venezia Giulia abbiamo sostenuto sia la parte dei lavoratori sia la parte delle imprese fin dall'inizio. Io verso metà del mese di marzo licenzierò il terzo decreto ristori. Stiamo interloquendo con il governo centrale anche per quanto riguarda invece gli indennizzi, che sono una cosa un po' diversa. Non ci voleva quest'ultimo blocco della stagione sciistica, non tanto, guardate, io non faccio un discorso di sicurezza, di salute, non mi compete, ma le modalità con le quali il governo si è approcciato alla cosa insomma non sono state molto gradite, non sono state molto gradite, quindi strumenti ne stiamo mettendo a disposizione, però speriamo che davvero passi tutto e passi in fretta. È stata presentata questa mattina la 10ª edizione della campagna di solidarietà Despara Spiaga a favore delle donne. Il ricavato della raccolta fondi sarà destinato alla lotta all'endometriosi. Il mondo ha bisogno delle donne è una delle iniziative in realtà più longeve di charity di Despara Interspar. Come si attua? Allora, intanto credo sia il 10° anno che noi in occasione della giornata internazionale delle donne costruiamo un'iniziativa atta a poter raccogliere dei fondi a sostegno di iniziative che vanno a favore delle donne.
Come funziona? È semplicissimo, alla fine della spesa le nostre colleghe, i nostri colleghi cassieri chiederanno ai clienti se vogliono arrotondare lo scontrino e vogliono fare una donazione e quindi storicamente sono state centinaia di migliaia di micro donazioni che alla fine hanno sempre dato dei risultati molto buoni e ogni volta ci siamo meravigliati della generosità dei nostri clienti che, credetemi, è incredibile, si fidano di quello che noi proponiamo e noi abbiamo sempre riscontri positivi dopo quando andiamo a presentare il risultato della raccolta. Siamo convinti che dobbiamo rendere al territorio una parte di quello che il territorio dà a noi, alla nostra azienda, e questo è sicuramente una delle tante possibilità che abbiamo e siamo orgogliosi di poterlo fare. Ecco, quest'anno si è deciso di accendere un faro sulla lotta all'endometriosi. Sì, abbiamo acceso un faro su questa malattia che purtroppo è conosciuta da pochi, è conosciuta da chi ce l'ha, ma forse non da tutte le donne che ce l'hanno. E vogliamo con questo raccontare quali sono i problemi che provoca questa malattia, ma questo per poter anche cercare di spingere nella prevenzione, perché prima viene appunto la diagnosi, prima viene dettata e prima si può intervenire affinché la qualità della vita delle donne che le soffrono possa migliorare. E questa iniziativa della Despar appunto inizia il 20 febbraio su tutti i punti vendita del territorio del Friuli Venezia Giulia, compreso fino al 7 marzo. Quindi vigilia della festa della donna e comunque cade proprio in modo veramente fantastico nella settimana europea dedicata alla consapevolezza dell'endometriosi, che è proprio la prima settimana di marzo. Poi invece tutto il mese di marzo è stato indetto come mese della consapevolezza da tutti gli stati del mondo. Il mese della consapevolezza è marzo proprio dell'endometriosi. La nostra regione è stata la prima a dare un quadro normativo per quanto riguarda l'endometriosi e quindi si schiera anche a favore di questa battaglia di Despar e dell'associazione appunto endometriosi. Sì, risale all'ottobre 2012 l'istituzione della legge approvata appunto dal Consiglio regionale di tutela per questo fenomeno. È una legge che ha un risvolto sociale ovviamente, che mira alla diffusione, alla conoscenza di tutto questo grande lavoro che c'è oltre alla tutela e alle garanzie di carattere medico. E per effetto di questo il 9 marzo ogni anno si celebra la giornata per la lotta contro l'endometriosi. Noi siamo convinti che questo sodalizio che è stato messo in piedi con Despar e l'Associazione Regionale Endometriosi sia un sodalizio vincente. Despar è partner di Regione Friuli Venezia Giulia in tante iniziative sociali, rappresenta quindi una partner assolutamente imprescindibile per fare in modo che ci sia diffusione e conoscenza soprattutto tra le giovani donne di questo problema e che si possa quindi affrontare in modo sereno, andando a fare la spesa, non soltanto la propria volontà di solidarietà, ma anche di diffondere la consapevolezza su queste problematiche. Onorevole Lizzi, lei ha portato il tema dell'endometriosi anche nell'Europarlamento. Sì, attraverso un'azione condivisa con alcuni colleghi in modo trasversale e anche internazionale abbiamo interrogato la commissaria europea sullo stato dell'arte della ricerca e sulle intenzioni di adottare una strategia per combattere questa patologia. Ebbene, abbiamo avuto le risposte riguardo a pochi progetti di ricerca che sono stati sostenuti, anche se qualcosa è stato fatto, ma la delusione è emersa quando abbiamo saputo che non c'è una banca dati condivisa, e questo è gravissimo, e soprattutto non c'è ovviamente conseguentemente anche la possibilità, in questo momento almeno, di adottare una strategia condivisa, e questo io dico noi non lo possiamo accettare. Quindi dal Friuli Venezia Giulia, dall'Italia in generale, partirà, penso, anche perché questa iniziativa è stata condivisa da diversi colleghi, la richiesta di cambiare passo, di sostenere invece la ricerca affinché possa essere trovata una cura efficace e si possa persino un domani arrivare anche alla prevenzione, perlomeno a una ricerca per una diagnosi precoce anche della patologia, perché non possiamo assolutamente accettare che il 10% delle donne soffrano in questo silenzio. A voi la linea termina qui e torna domani puntuale alle 12:45. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio.